È stata scarcerata nel pomeriggio la mamma 41enne di Mogliano Veneto, arrestata domenica con l'accusa di aver tentato di uccidere la figlioletta di neppure 3 anni gettandola dal terrazzo di casa. Il GIP ha accolto l'istanza del difensore della donna, l'avvocato Anna Zampieron, secondo cui il regime carcerario la 41enne era rinchiusa alla Giudecca è incompatibile con le difficoltà di natura psicologica in cui versa la sua assistita, le stesse che l'hanno spinta a fare ciò che ha fatto, senza, aggiunge l'avvocato, rendersene conto. La donna ha ottenuto gli arresti domiciliari, non è tornata ovviamente a casa sua, ma ha trovato sistemazione da dei familiari che la dovranno seguire costantemente. Prostrata, disperata per il gesto compiuto, ha voluto parlare davanti al giudice dimostrando il suo dolore e lo stato depressivo in cui è sprofondata, al punto da essere stata ripetutamente in cura per motivi psichiatrici. Uno stato di cui la famiglia è consapevole, tanto da essersi stretta attorno alla piccola, ma anche alla madre, per cercare di superare tutti insieme questo dramma. Il pubblico ministero ha chiesto al GIP di poter svolgere a breve un incidente probatorio per valutare le capacità dell'indagata al momento dei fatti. Intanto la bambina, ricoverata in chirurgia pediatrica al Cafoncello, si sta velocemente riprendendo e ieri ha ricevuto la visita delle suore della scuola materna che frequenta. Ci si adopera per farle superare i traumi fisici ma anche quello psicologico, così da ridurre al minimo i segni che questo episodio lascerà su di lei.